Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia. Noi siamo i rappresentanti dell'Ufficio Rapporti Sociali, che è un'associazione di volontariato a None, e ci troviamo in via Volvera 3. Noi siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Se qualcuno è intenzionato a venire, deve prenotare chiamando il 328 07 15 232 oppure inviando una mail dandoci le indicazioni a ufff-rapportisociali@libero.it, e siamo al servizio dei cittadini che grazie a questa Radio Libertà, con la trasmissione per quanto riguarda il filo diretto, quindi nel nostro caso il nuovo codice della strada, abbiamo personale altamente qualificato che dà tutte le proposte. Noi gestiamo in questo ufficio, titolo gratuito, le informazioni per il patronato, per i servizi sociali, legali, condominiali, patronati e CAF. Con noi sono associati anche altri club come l'Automobile Club Canavese, Registro Padano dei Veicoli Storici e Muturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici. Poi abbiamo l'Associazione Diversamente Abili e soprattutto l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Con noi abbiamo il personale specializzato in queste cose. Oggi sentiremo, ormai che ci ascoltate sapete già più o meno i soliti collaboratori che desiderano partecipare e spiegarci come stanno le cose. Abbiamo con noi l'inizio come prima persona Boeris Achille, che per noi è il Babbo Natale, che poi ci spiegherà tutte le cose, però io adesso ve lo sottolineo, c'è al punto Claudio Lipodio, che è quello che, glielo dico subito, intanto lo saluto e poi gli chiedo due cose, di gestire bene la trasmissione, perché parleremo solo ed esclusivamente, Claudio, nella fine della prima parte e nella seconda, per quanto riguarda questo codice della strada nuovo, perché guarda, secondo me non è molto chiaro. Anzi, ne approfitto di rubare un minuto a Boeris. Claudio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, sono qua, pronto per tutto, spero. Allora, Claudio, ti lascio tutto proprio nel vero senso della parola, perché sia con l'ingegnere Diego sia con l'architetto Arturo Caligaro è meglio che chiariate bene tutto ciò che sta succedendo, perché il nuovo codice della strada per me è solo scritto. È un po' come quando uno non è cattolico e dice che tiene il Vangelo, però non lo legge neanche. Allora, adesso approfittiamo, Claudio, ricordati che sei anche l'ingegnere e l'architetto, che per te sono le persone più, diciamo, preparate per darti le informazioni. Allora, sentiamo, Claudio, un attimo Boeris, che deve dirci come stanno le cose. Ha scritto anche su, insomma, vediamo come ci spiega la cosa. Achille, sei in ascolto? Sì, sono in ascolto. Diciamo che mi hanno suonato e devo alzarmi e andare ad aprire. Chiedo scusa di questo contrattempo e magari riprendo un attimo più tardi. Scusate. Ma allora riprendi dopo, devi andare? Sì, devo aprire, scusa. Allora va bene, allora Claudio, secondo te cosa ne pensi riguardo al nuovo codice della strada? Potete trattarlo bene voi che siete sia l'ingegnere per quanto riguarda i problemi in Europa, sia Arturo Caligaro per quanto riguarda i problemi generalmente in Italia, però tra la Lombardia e il Piemonte e la città di Torino. Che ne dici, Claudio? Ma ci sono delle novità che giustamente devono essere capite e gestite. Riguardo i monopattini, posso dire da una parte era ora, dall'altra potrei dire, visto che parliamo di Europa, ci dovevano pensare prima, ma questo è un altro capitolo che vediamo anche con l'ingegnere magari.
la pratica fa più della meccanica, dicevano una volta, quindi vediamo un po' cosa succede, ma alla fine vanno solo nella direzione di far soldi con le multe, purtroppo. Queste regolamentazioni vanno sempre contro le persone, questa è una cosa brutta di questa strana Europa. Mi zittisco per un po', vi ascolto. Sì, ma non è solo il problema così, Claudio. Io ti parlo, e lo sai il perché vedo cosa succede in una città come Torino, senza voler essere il migliore, il peggiore. Allora, Claudio, qui i cosiddetti monopattini sono come 2 anni fa, uguali. Non hanno la targa, non hanno l'assicurazione, non hanno il berretto da portare, non viaggiano da soli, ma viaggiano in 2 o in 3 addirittura. Non seguono insomma i contratti. Cioè, se c'è il semaforo rosso, vuol dire che devono fermarsi o no? Perché vanno avanti lo stesso? Adesso non solo loro col monopattino, ma hanno iniziato anche i ciclisti, quelli anche non con la bicicletta elettrica, normali, passano in 2, 3, via, se è rosso, se è già, cioè non c'è più la serietà. Hai capito cosa intendo dire? Dobbiamo darci da fare, possiamo aiutare, possiamo fare qualcosa di valido o no? Che ne dici, Claudio? Si possono fare sempre tante cose, bisogna vedere qual è il fine, se il fine è la sicurezza o se il fine è mettere a posto le casse. Dipende sempre da chi decide, dal gruppo di lavoro che decide e soprattutto quanta esperienza ha chi decide, quanto vive l'essere automobilista o essere utente o essere della parte che deve fare un qualcosa. Ci sono tanti pensieri, tanti parametri su ogni decisione, su ogni azione. C'è tanto da fare sempre, ovviamente. Cambia il mondo. Nel nostro settore è cambiato il mondo 10 volte in questi 30 anni o anche di più. Quindi adesso si va obbligatoriamente verso l'elettrico. Vedremo. Vabbè, allora senti già, Claudio, adesso abbiamo con noi Gianni Ferigo dell'Associazione dei Disabili. Sentiamo le novità, che magari tu non lo sai, Claudio, ma pare che la nostra associazione ha vinto qualche campionato, qualcosa. Sentiamo un po'. Gianni, ci sei? Sì, ci sono, sto ascoltando quello che dicevate, che tutta roba verità, tutta verità, però il discorso è che si va contro i mulini a vento. Hai ragione, però comunque, adesso sentiamo quello che la nostra associazione, la tua personale, ha fatto questa settimana scorsa e quello che farà da oggi in poi. Vai. Allora, buongiorno a tutti, sono Gianni, sono uno dei responsabili dell'associazione Senza Limiti. La nostra associazione è nata un po' di anni fa, però il discorso è che non riusciamo a fare andare via nessuno, arrivano sempre gente nuova, quindi tutte le settimane arrivano 1 o 2 ragazzi nuovi e siamo arrivati a 250 ragazzi disabili con problemi. Ultimamente stanno arrivando tanti ragazzini autistici. Comunque per noi vuol dire che se vengono e vedono che noi lavoriamo in una certa maniera, vuol dire che tornano e non vanno più via, quindi vuol dire che si trovano molto bene. Allora, noi l'altra settimana, sabato scorso, che appunto ho parlato, ma ancora non sapevo come andava a finire, quindi siamo riusciti a Monza, siamo andati a giocare a Monza a calcio a 5 e in pratica abbiamo vinto il campionato italiano con 2 squadre, con la squadra A e la squadra B. Quindi abbiamo avuto la targa a un nostro ragazzo, come diciamo quello che ha fatto più gol di tutta la stagione, e l'hanno premiato con la targa anche lui, come si fa nelle grosse squadre. Quindi siamo rimasti molto molto contenti, perché pensavamo di arrivare sui secondi, invece siamo arrivati primi. Siamo rimasti molto molto contenti. Allora invece domani, adesso io sono appena uscito dalla piscina,
che facciamo l'allenamento tutti i sabati mattina, c'è ancora un altro sabato e poi diciamo la stagione è finita fino a settembre. In pratica domani andiamo a Senna Comasco, vicino al lago di Como, a fare la finale con tutte e due le squadre, la A e la B, con tutte e due le squadre di basket. Andiamo a fare la finale di basket a Senna Comasco. Proprio male se va arriviamo secondi, o se no potremo anche arrivare primi, però questo è ancora da vedere domani che andiamo. Partiamo domani mattina per le 7:30, si parte col pulmini, tutti e due i pulmini, e in pratica una macchina, e andiamo appunto a Senna Comasco a fare questa finale di basket. In pratica noi diciamo, stiamo seguendo molte cose. Finito adesso le stagioni di calcio, di nuoto, di cose, abbiamo anche in programma molte cose. Sabato prossimo facciamo la prima ora di allenamento qua in piscina alla Franzoi, ma poi si parte col pulmine e si va sul lago di Avigliana a fare canoa. Sabato prossimo c'è la giornata in canoa con tutti i ragazzi nostri, e chi vuole partecipare anche a vedere o può venire sul lago di Avigliana. Noi dalle 10 fino alle 5:30 di pomeriggio siamo lì sul lago di Avigliana a fare canoa con i ragazzi. Luigi, io volevo anche, appunto, il 5 per 1000, perché la gente vuole collaborare. Io, sai, ce l'ho, ma ce l'ho in casa, porca miseria, non è che mi ricordo tutte le cose. Ti spiace dire come fare se vogliono dare un contributo alla nostra associazione, Gianni? Sì, allora, alla nostra associazione, tu sai già che io ho scritto anche un libro, e io ci tengo moltissimo a dirlo, perché questo libro sta andando molto bene, e in pratica si può trovare su Amazon. Il libro è Maurizio, storia di un padre che dalla sua famiglia che ha cambiato il mondo. Cioè, quindi basta andare lì, si può anche comprare su Amazon, e quindi sta andando bene, e vorrei che fosse comprato da tanta gente, perché spiego un po' le cose, diciamo, che ho fatto e che quelle stiamo facendo. Quindi il discorso è proprio quello. Poi, visto che Luigi dice sempre, la nostra associazione adesso è il periodo del 5 per 1000, diciamo che chi vuole e non sa a chi darlo, sa che con noi è una cosa molto gradita, perché con quello che prendiamo e riusciamo a avere, riusciamo a fare tante cose. Chi ha la penna sotto mano, o se magari riescono a registrarlo, cioè io l'ho detto, quindi magari qualcuno riesce ancora a farlo sul 5 per 1000. La nostra associazione è Senza Limiti, ASD. Il numero, diciamo, del 5 per 1000 è 9 7 8 4 7 2 5 0 0 1 2. Questo è il nostro codice, però chi volesse o non è riuscito a scriverlo, va sul nostro sito, e sul sito c'è tutto quanto quello che uno vuole fare. Poi può telefonare a Luigi, che Luigi anche lui è uno dei nostri diciamo volontari, non volontari, ma uno di quello che si dà tanto da fare. Quindi l'associazione è molto contenta di avere queste persone che ci danno queste mani, e questa radio oltretutto ci dà la possibilità di dire o di fare le cose che stiamo facendo, e di quello che facciamo. Ecco. Luigi, se tu hai qualche domanda. Sì, no, ti volevo dire che il tempo vola. Allora, senti un po', Gianni, visto che sabato c'è quello che hai detto, sei presente anche sabato, vero? Ti faccio chiamare, va bene? Sì, mi chiami, e quindi a quest'ora sarò dovremmo essere già al lago di Avigliana. Beh, semmai poi intervieni, intanto dura un'ora la trasmissione, dalle 11 a mezzogiorno, quindi vai tranquillo, che ci sentiamo. Va benissimo, Ti ringrazio perché il tempo sta stringendo e ci sono altre 2 o 3 novità,
E poi ci sentiamo sabato, né Gianni? Un bacione. Poi, ecco, sabato magari ti dico anche cosa abbiamo fatto domani. Ecco, domani che abbiamo questa finale le finali di basket. Sì. Quindi Luigi, ringrazio tutti quanti chi ci dà una mano, questa radio che ci dà l'opportunità di dire tante cose che in pratica non tutti sono d'accordo o ci danno questi spazi. Grazie mille. Ciao Luigi. Ciao a te, grazie alla nostra Radio Libertà. Allora, so che c'è in collegamento Claudio, c'è in collegamento anche Arturo. Sentiamo un attimo come va, perché poi dovremo avere, chiedo a Natalia se c'è Ubaldo De Maria. Arturo, come va? Bene, buona giornata a tutti, un saluto agli ascoltatori. Sì, la giornata Claudio, è molto calda. Dovete parlare per quanto riguarda il codice della strada, perché tu dovresti spiegare bene cosa sta succedendo, perché sei in giro tutti i giorni con le macchine, quindi qui i monopattini, per dire, è una cazzata, però tutto il resto, ecco perché. Quindi nella fine della prima parte o nella seconda, sia tu che l'ingegnere ci dirà cosa sta capitando, perché so che ci sono 2 novità in Europa, quindi chi meglio dell'ingegnere può spiegarcele? E Claudio, che qui anche lui gira per lavoro, però è quello che deve rispondere personalmente, essendo presidente dell'ACP, dell'Automobile Club Padania. Quindi Arturo, ci sentiamo anche dopo, e io chiedo a Natalia se per caso Ubaldo De Maria è in linea o non si riesce a trovare. Abbiamo Achille. Ah, Achille? Ok, allora Achille, vieni, ti rubiamo 5 minuti e non di più, visto che sei impegnato. Ci vuoi dire, sia quando hai scritto sui giornali, sia com'è la situazione, se dalla settimana scorsa oggi è migliorato qualcosa o se siamo ancora bloccati? Achille, cosa mi dici? Ciao. Ciao. Innanzitutto ti dico, Luigi, reagisci e a Gianni e l'Associazione Senza Limiti dico che siete tutti nel mio cuore e nelle mie preghiere. Diciamo sì, è vero, questa settimana un giornale mi ha pubblicato una lettera che ho inviato per ringraziare una persona che da ottobre ad oggi ci ha seguito per ginnastica, che si facevano delle palestre del Valentino della Scherma e l'altra palestra Garibaldi. Diciamo che io sono un anziano e diciamo ho imparato da mia madre tantissime belle cose che ho presente nel cuore. Nella vita bisogna riuscire a dire grazie. Siamo in una società dove tutto c'è dovuto, tutto, dobbiamo portare avanti l'odio, diciamo tutte le cose negative, e invece ci sono anche cose realmente positive che dovrebbero essere propagandate con megafono. Diciamo che ieri ho passato una giornata dove come anziano ho vissuto di ricordi. Ho trovato un vecchio contenitore pieno di vecchie riviste, di elettronica, computer, libri, materiale che interessano le persone di una certa età, e soprattutto mi hanno riportato al 1977, gli anni precedenti e quelli vicini. L'elettronica è stata una mia vecchia passione e mi ero costruito una lavagna luminosa, apparecchiatura che serviva ai ragazzi per tracopiare immagini, eccetera. E poi avevo anche costruito un'apparecchiatura per riprodurre i circuiti elettronici. La mia passione è che a Natale
mi riporta al ricordo di ciò che realizzavo. Realizzavo un presepio delle misure di 2 metri per 1. Avevo costruito catene luminose colorate per realizzare effetto notte con molti pisellini colorati, e bianchi e gialli per effetto giorno, rischiarata. Durante il giorno si accendeva una lampada gialla che faceva il sole, e avevo realizzato anche la luna sempre con i pisellini eccetera, che si accendeva alla notte con le stelle che erano dietro carta trasparente blu. Diciamo infatti, diciamo, questo per esempio aveva una cosa molto bella, che c'era una musica cantata durante il giorno e suonata durante la notte, che si bloccava allo stesso punto, e allora dava un bellissimo effetto. Poi un amico mi aveva realizzato con un motore e una catena da bicicletta, che ogni tanto aveva tolto il piolo e aveva messo dei piattelli sui quali io avevo incollato i pastori, e avevo anche l'effetto circolatorio nel presepio. Diciamo che la vita, meno male che si vive di ricordi, perché vuol dire che la mente è ancora fresca, e soprattutto il vedere queste cose mi ha riportato a quegli anni, cioè gli anni belli della gioventù. Vi ringrazio per avermi ascoltato, saluto tutti i radioascoltatori e auguro a tutti una buona domenica, e soprattutto un po' di fresco, perché qui a Torino realmente il caldo si fa sentire. Saluti a tutti. Certo, grazie anche a te Achille, poi ci sentiamo sabato. Intanto quando intervieni tu la gente ti ascolta e capisce bene, perché fai parte proprio della prima famiglia, perché non solo ti chiamano Babbo Natale, ma fra qualche mese arriverà anche il Natale, quindi Achille, preparati perché dovrai lavorare. Grazie Achille, saluta pure, poi andiamo avanti, siamo quasi a metà strada. Dimmi, ciao Achille. Ciao carissimo Luigi, e ciao ai carissimi radioascoltatori, ai quali sono vicino con le preghiere. Saluti Achille. Grazie, un bacione. Allora, Claudio, che dici? Diamo lo spazio della pubblicità e poi intervenite sia tu che gli altri due insieme per i problemi che ho detto all'inizio, perché sono quelli che viviamo personalmente, andando in giro parlando o con la macchina o con la bicicletta o col trapano. Vabbè, comunque diamo lo spazio e la pubblicità un minuto giù alla radio. Che dici Claudio, va bene? Andiamo. Stavolta partiamo con anticipo, dai, sarà contenta la regia. Diamo 3 minuti, 2 minuti circa io prima. Uno, allora sono io cretino. Vabbè, allora senti, Claudio, quindi con l'ingegnere e con Arturo poi parlate solo esclusivamente per quanto riguarda il nuovo codice della strada, che è la nostra trasmissione di base. Siamo d'accordo? Assolutamente sì, abbiamo queste belle novità da analizzare. È passato un mese, interessante. Bravissimo, sei un fratellone. Allora diamo lo spazio a voi studio, e poi nella seconda parte, se c'è De Maria me lo dirà la nostra Natalia, se non c'è perché è impegnato, voi sapete che c'ha tanti impegni in questo momento, proprio oggi e domani. Comunque a voi studio, e poi ci sentiamo fra un minuto. Grazie. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis.
Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 40 408 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com e già che siete lì sul sito buttate un occhio alla linea cosmetica dove trovate che d'estate in primavera la crema alla bava di lumache odermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Natalia. Allora iniziamo la seconda parte, ragazzi, e abbiamo già in collegamento De Maria che ci deve spiegare bene come è andata la settimana scorsa e quali sono i progetti ancora per qualche settimana. Ubaldo, sei in linea? No, non ancora, Luigi, dammi un attimo. Ok, allora ragazzi, sia Arturo che Claudio e poi dopo di De Maria ci sarà in collegamento anche l'ingegner Diego Cudia e così potrete parlare e spiegare bene, perché la gente non può telefonare perché siamo in tanti in collegamento, quindi non c'è la disponibilità di poter intervenire. Io ho detto loro di mandarci tramite l'email uff@rapportisociali.it le loro richieste, le loro cose, come arrivano, e Arturo lo sa, a None, oltre che venire personalmente alcuni che lo fanno, ci sono anche quelli che ci inviano i messaggi e noi, grazie a gente come Arturo e come Diego e come Claudio anche, perché anche se in giro lui prende nota di tutto e quindi il servizio c'è a disposizione. Allora, Ubaldo, ci sei? Ci sono, ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti. Ecco, scusami Ubaldo, ma ti lascio volentieri spiegare in 5 minuti quello che vuoi, come è andata, come sta andando e che cosa c'è ancora tra qualche settimana o meno. Grazie De Maria, vai. Vado. Allora, vabbè, oggi sto organizzato alla 25esima edizione della festa del cavallo a San Francesco del Campo. Ho organizzato un raduno, stanno arrivando le macchine e le moto e quindi la cosa sta andando direi discretamente bene. So di per certo che non l'ho detto la scorsa settimana, che sia oggi che domani c'è la famosissima Susa Moncenisio, la gara più antica di tutta Italia, forse di tutto il mondo addirittura. Oggi so che faranno una prima salita come slalom e domani la gara di velocità vera e propria. 4 chilometri qualcosa di percorso, chiaramente un po' più corto rispetto a quello che era in origine, ma sempre una bellissima gara. Poi è in atto il rally, come abbiamo detto la volta scorsa, il rally a San Damiano d'Asti, il grappolo, e di altre cose non ho grosse novità. Ecco, la cosa che più mi è spiaciuto non averlo detto la scorsa settimana appunto era la Susa Moncenisio, che è è bella perché è veramente la gara più vecchia in assoluto. Scusate, ma io sono all'aperto, qui passano anche gli aerei, per cui a un attimo di... Vai tranquillo Ubaldo, ci sentiamo, abbiamo capito bene, poi sabato prossimo ci spieghi bene come è andata tutta la cosa, perché sono cose importanti, anche uniche al mondo, tra virgolette. Sono in vacanza, non sono in Italia, quindi non ci sarò sicuramente, non potrò partecipare al collegamento. Che dire, niente, non ho molto altro da aggiungere se non che
il tempo finalmente ci sta accompagnando e quindi dovrebbe essere una bella festa per almeno questo weekend. Molta gente è andata al mare, quindi hanno fatto il ponte e quindi spero che qualcuno si ricordi e che venga un po' più di gente anche a trovarmi. Vai So tranquillo che che domani come sempre c'è il raduno di quelli del Tourette a Torino e devo dire che è un bello spettacolo per chi vuole vedere dei veramente delle vetture di tutti i tipi, dalle storiche alle supercar. Consiglio spassionatamente di andarsi a lustrare la vista, come dico io, nel controviale di Corso Stati Uniti, angolo Corso Duca degli Abruzzi, perché è veramente un bello spettacolo. Ok, Ubaldo, ci sentiamo poi sabato, vai tranquillo, vi auguro una buona settimana e soprattutto un buon weekend. Ok? Grazie. Adesso un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ciao. Siamo in attesa di collegarsi con l'ingegner Diego Cudia e quindi Lipodio, adesso ti parlerai con Arturo perché l'abbiamo lasciato, lui ci ascolta tutto, così poi quando fate le domande sa almeno di che cosa trattate. Ciao Arturo, adesso parlerai con Lipodio, Grazie, bello, Sì. come va? Va benissimo, lascio introdurre l'argomento da Lipodio, che è quello che tra di noi è più aggiornato e più preparato, quindi poi se c'è da puntualizzare magari puntualizzerò. Claudio, Sì, vai avanti. Oltre che puntualizzare c'è anche l'ingegner Cudia che con te siete una persona sola, uno all'estero e uno in Italia, non è che sono due cose Non strane, sapevo se l'ingegner Cudia era già collegato o meno. Senz'altro puntualizzeremo assieme a Cudia, a Diego, che ci sentiamo abbastanza frequentemente, quindi Claudio, tu fai un po' il playmaker, come si dice. Faccio l'attaccante di sfondamento. Esatto. Vai pure Claudio, adesso tocca a te, poi dopo stanno collegandosi con l'ingegnere, quindi a voi tre il discorso che ti ho detto, quello di base della nostra società, che è quello che riguarda il nuovo codice della strada e nello stesso tempo che venga rispettato e che venga attuato. Che ne so io vedo in giro anche certi tipi di personaggi che guidano delle vetture. Vabbè, dai, vai Claudio, spiegati bene. Giusto, al posto giusto, da buon c'è pratico. anche tanti iscritti, quindi chi meglio di te può dare le risposte e le informazioni per il comportamento. Vai Claudio. Qualche informazione. È passato quasi un mese ormai dall'inizio di questa nuova regola per il nuovo codice della strada, non so come, gli hanno dato 1000 nomi, ma alla fine i cambiamenti più significativi erano legati a quello più in vista, quindi le nuove regolamentazioni sui monopattini elettrici, quindi il targhino, il casco obbligatorio, cioè le protezioni e le registrazioni. Sono state fatte questo mese e questa è una cosa che io non approvo molto, moltissime sanzioni intorno ai 400 euro per i mezzi non in regola, quindi persone che possono dire che ops, non sono state avvisate, non è arrivato, arrivano i messaggini per ogni cosa, ci chiamano i call center per qualsiasi cosa, ci fosse un automatismo. C'è il famoso messaggio che arriva in caso di emergenza, ci sono le varie applicazioni fatte dal governo, ma un messaggio che ti dice ti sta scadendo la revisione dell'autovettura, oppure dalla prima settimana di questo mese di maggio cambiano le regole per te che sei possessore di monopattino, quindi mi raccomando, vai a fare questo. Il primo mese è un mese buffer, si può chiamare, un mese dove certe cose possono essere gestite nei termini, non direttamente sanzionate. Invece le polizie municipali non vedevano l'ora di utilizzare un'altra arma in più
per fare tante multe. E queste cose non sono bellissime, soprattutto pensando al fatto che avranno multato. Non ci sono ancora le statistiche, quindi dico quello che penso, grazie alla radio, grazie che mi dà la possibilità di farlo. Cerco di essere ovviamente sempre elegante per quanto possa essere il parlare, non volgare e far capire direttamente il pensiero. Non approvo il fatto che si parta subito con le sanzioni, soprattutto verso le persone. I monopattini elettrici sono arrivati per gran numero da parte di società private che ne hanno portati a container da mettere a noleggio. Questi monopattini adesso pian piano stanno scomparendo e finiscono in qualche deposito in attesa che qualcuno se ne accorga della pericolosità di tutte queste batterie accumulate in qualche deposito, magari in centro città o in qualche prato, o nel Po per quanto riguarda Torino e il Naviglio per quanto riguarda Milano, o esempi simili. E quindi in questo caso le società hanno tempo fino a luglio per fare anche tutto il resto degli obblighi, quindi l'assicurazione eccetera, ma intanto sto mese hanno massacrato e sanzionato chiunque è proprietario di un monopattino e magari ci andava a lavorare o ci andava in giro anche semplicemente, al posto di usare l'autovettura usava il monopattino. Quindi questi venivano fermati e multati con multe perché non avevano il targhino applicato nel modo giusto, nella posizione giusta, o magari l'avevano perso. Quindi non approvo molto questi sistemi. Arturo, tu cosa ne pensi? Non lo sento. Pronto? Pronto? Arturo, cosa... Sì, pronto. No, Ci sono. Dicevo, di questa voglia che c'è sempre di far multe subito, cosa ne pensi? Prendono, è tutta un po' una questione di immagine. Allora, le amministrazioni locali non perdono occasione per fare un po' di cassa, soprattutto chi è sulla strada, perché generalmente chi viaggia sulla strada magari non è residente nel comune, si arrabbia, però poi vota sempre in modo corretto. E quindi il ripianare i bilanci con una nuova opportunità è una cosa che molti comuni apprezzano. Ma detto questo, io condivido con te il fatto che sarebbe stato opportuno, come in altri casi, dove i ritardi nell'applicazione della norma, quando è una norma nuova, vengono fatti in modo graduale. Si sarebbe potuto, se il legislatore fosse stato un po' più attento, a scaglionare, no, le sanzioni, non subito partire con una multa, come dicevi tu, da 400 euro, ma ad esempio si poteva mutuare quello che succede al catasto, no? Allora, se tu non accatasti entro 30 giorni dalla fine dei lavori, hai una sanzione ridotta dell'80%. Nei successivi 30 giorni questa sanzione è ridotta del 60%. Nei successivi, quindi vai a scalare, quindi per 5-6 mesi, se tu non applichi, paghi sempre un po' di più. Quindi anche un termine perentorio, no? Fa in modo che tu abbia delle sanzioni minime, perché se poi tu ti metti in regola ti riporti. No, ma su questo sì, ma ci potrebbe essere, scusami, e poi dopo do una parola un attimo, so che è tanto tempo che ci sta ascoltando anche Linge, facciamo parlare anche lui subito, sempre sullo stesso argomento. Mi interessa davvero anche il suo parere tecnico e adesso lo faccio parlare subito, ma io darei un po' sullo stile di quello che fanno alcuni paesi, tra virgolette, più poveri o più attenti e più vicini ai propri cittadini. Quindi dare la possibilità un tempo, la cosa giusta sarebbe, ti ho beccato che dal mese scorso, da inizio mese c'è questa nuova regola e tu non sei a posto, ti do 30 giorni per metterti a posto su questa regola, cioè ti avviso che, e questo dovrebbe essere una cosa che fa
un nostro dipendente. Ricordatevi, il funzionario pubblico e la persona politicamente al suo posto è un nostro dipendente, quindi pagato coi soldi delle nostre tasse, e per fare il meglio che va per noi che siamo i cittadini di questo posto. Ingegnere, buongiorno, cosa ne pensa? Sì, buongiorno a voi, buongiorno Luigi e ai radioascoltatori di Radio Libertà. Ho sentito molto attentamente quello che avete detto, è un argomento che a livello europeo, tra l'altro, è ormai all'ordine del giorno. Si stanno anche stanziando diverse centinaia di milioni, la notizia poi verrà a livello poi nazionale in Italia tra una settimana, al massimo 2, perché sembra ecco, che chi lavora a livello di comunità europea faccia attenzione a quello che tra l'altro si diceva da questi microfoni, ma non mesi, addirittura anni fa. Ecco. Mi collego, così il buon Luigi Sinatora se ne ricorderà, quando assieme a lui si davano, voi ve lo ricorderete, si davano addirittura le date di scadenza delle revisioni. Me lo ricordo benissimo, Luigi Sinatore è abbastanza attivo per ricordarsene. Da questi microfoni si dice guardate che bisogna andare alla revisione, sì, la radio faceva un po' da memorandum, ecco, succedeva forse 5-6 anni fa, forse anche meno, ma comunque questa è una cosa che collega a quello che avete detto poc'anzi. Quindi uno Stato che decide di mettersi in casa dei veicoli che nascono come giocattoli, poi diventano dei veri e propri mezzi di trasporto e quindi devono essere chiaramente considerati tali, quindi uscire da quella dimensione di giocattolo così, mezzo per divertimento, ma essere totalmente oggetto di codice della strada. Addirittura in Francia pensiamo come Unione Industriale di fare proprio delle lezioni a chi prende la patente, anche solo farti mezz'ora, un'ora, gira su un monopattino elettrico munito, tra l'altro, ve lo dico, Spagna, Francia, in Grecia, dove insomma noi della Fondazione degli Industriali Europei, di cui insomma faccio parte, invece che del adesivo, che tra l'altro non serve, facciamo mettere proprio abbiamo creato delle vere e proprie targhine, delle targhe, ma mica perché ci piace spendere soldi e stampare delle targhe, ma perché abbiamo visto per esempio che la maggior parte degli incidenti dei monopattini, sapete come avveniva? Solamente perché i ragazzi imbecilli che guidavano i monopattini elettrici li impennavano, come si faceva da ragazzi noi con le biciclette, le grazielle eccetera, si impennavano e al massimo cadevi, ti rompevi, ti facevi male alla schiena. Qui invece impennavano proprio i monopattini elettrici andando contro le piante, contro le macchine, facendosi tanto male, rompendosi le gambe, braccia e anche commozione cerebrale. Perché? Perché non voglio fare una lezione di fisica. Impennare una bicicletta tipo cross, una graziella, una bici anche normale è un conto. Impennare un monopattino, poi un giorno magari faremo una piccola lezione di fisica, è tutt'altra cosa. Chiudiamo questa cosa qui. Quindi pienamente d'accordo, sarebbe anche anticostituzionale mettere delle sanzioni prima di creare le condizioni per cui il cittadino possa essere sanzionabile. È impossibile, cioè non è impossibile, è anticostituzionale. Prima mettimi in condizione, cioè creami le condizioni, se io sono indisciplinato allora poi mi fai la sanzione. Vi lascio la parola perché so di aver detto delle cose che vi hanno stuzzicato. Prego. No, ma adesso poi do la parola anche a Arturo, perché è giusto che andiamo avanti su questo ping pong, tra virgolette, ma con un argomento interessante per tutti coloro che ci stanno, per molti di coloro che ci stanno ascoltando. Una statistica importante, parliamo di numeri, i numeri alla fine parlano sempre. Nel 2020 c'erano circa 550-560 incidenti con lesioni, quindi con persone che in monopattino si fanno del male, quindi picchiano la testa, si spaccano qualcosa.
qualcosa, un braccio, una gamba, un piede, lesioni. L'anno scorso sono quasi 4.000, quindi siamo passati da 550 sinistri registrati, parlo di incidenti registrati, quindi ufficiali, non quelli che cadono e non si sa niente. Quindi adesso siamo quasi a 4.000 da 550 circa che erano. Quindi abbiamo sicuramente un problema importante, dato da 1000 motivi, le strade che non sono buone, le strade che non sono fatte per avere autovetture, furgoni, camion con di fianco un monopattino. Ci sono delle regole che andavano viste e riviste tanto tempo fa, subito dall'inizio, andavano viste prima che entrassero in commercio. Io, come ho detto prima, ingegnere, però do la parola prima ad Arturo, perché è importante anche la sua vision politica della situazione, è buono perché è anche molto critica in questo caso, molto interessante. Io comprai un monopattino quando ancora mi hanno fermato tanti anni fa e mi hanno detto: sulla strada pubblica lei non lo può usare, lei lo può usare solo su area privata, quindi ero proprio molto prima che arrivassero sul mercato quelle cose che ci sono oggi. Aveva un'autonomia molto limitata, una velocità bassissima, andava piano e potevo usarlo soltanto all'interno di aree private, recintate, confinate e non a contatto con la normale circolazione. Quindi c'erano regole veramente, anzi non c'erano regole, siccome non c'erano regole quello strumento non era autorizzato, punto, prima che arrivasse il business dei noleggi e quello che è successo poi in questi anni. Arturo, tu invece cosa ne pensi di quello che dice il nostro ingegnere? Tutto correttissimo. Il problema appunto che ha detto una cosa fondamentale, che questo strumento è nato come un gioco, perché all'inizio i monopattini erano senza motore, quelli che si spingevano, li avevamo anche noi quando eravamo un po' più giovani, questi monopattini, e nessuno pensava che un domani potessero diventare quello che sono diventati. Giustamente, come dici tu, Claudio, e tu ci azzecchi sempre, qualcuno ha visto dietro questa roba qua un business incredibile, li ha motorizzati con un motore elettrico e delle batterie e ha fatto in modo che avessero questa diffusione, grazie anche a una classe politica che si fa sempre precedere dalle scelte, non fa mai pianificazione. Cioè dire: abbiamo questo sistema, allora prima facciamo le norme, poi concediamo le concessioni per fare in modo che ci siano poi queste società che li noleggino. Però le leggi bisognava farle prima, no? Che arrivassero quei famosi container che tu ricordi. Allora si sapeva che lasciare spazio a uno strumento di mobilità così complesso, perché è complesso, portava dei problemi di sicurezza. Abbiamo dovuto, come al solito, aspettare i primi morti. E quello che succede in Italia è questo: bisogna aspettare il morto per prendere dei provvedimenti. L'abbiamo visto per il ponte di Genova, l'abbiamo visto per i fatti a Torino, ce lo ricordiamo, del cinema Statuto, no? Dove ci sono stati decine e decine di morti per adottare una legislazione che mette in sicurezza le sale cinematografiche, no? Per cui la politica italiana si fa sempre precedere dalle scelte economiche. Qualcuno ha visto il business, li ha buttati lì, nessuno si è osato a dire: no, aspetta, prima di metterli in commercio dobbiamo legiferare su questo tema, visto che è un comparto nuovo, e mettere una legge nuova su un impianto legislativo molto articolato e molto datato come quello del codice della strada doveva essere fatto con un lavoro che richiedeva un po' di tempo, non un'improvvisazione del genere. L'improvvisazione fa sì che lo Stato dica: va bene, io faccio le norme, tu se vuoi fai così, se no mi paghi una multa, no? Mi paghi una multa elevata, in modo che io faccio in modo che scoraggio chi d'ora in avanti, oramai che i buoi sono scappati, no?
d'ora in avanti vuole comprarsi questo mezzo. E giustamente ricordavi, ma questo è un fatto molto importante, come le nostre strade non siano adeguate a ricevere questo tipo di mobilità, no? Se vuoi per la manutenzione, quindi una buca presa con un'autovettura un conto, presa con una bicicletta è già pericoloso, ma presa con un monopattino che viaggia ai 30-40 all'ora con quelle ruotine lì, può provocare dei danni incredibili. Una radice di un albero era successo a Roma, no? Non con un monopattino, ma un albero che aveva fatto un avvallamento sul terreno, la distrazione del conducente ha fatto sì che succedano dei fatti delittuosi. Le strade strette. Nel nostro paese esistono strade che non sono adeguate all'incrocio, ad esempio, con 2 furgoni si incrociano. Quindi in caso della presenza di un monopattino su strade che non hanno una larghezza sufficiente, può creare dei problemi, no? Il monopattino dovrebbe essere limitato ai centri urbani, non essere utilizzato in fase extraurbana. Però anche in questo contesto la legislazione come definisce la strada extraurbana dalla strada urbana, visto che oramai abbiamo città con i comuni limitrofi senza soluzione di continuità, no? E quindi anche queste definizioni del codice della strada che dovrebbero essere riviste e adeguate alle nuove norme. Quindi si ritorna all'inizio. Questo è un mezzo che dovrebbe essere limitato a spazi ristretti, non usato come mobilità alternativa. E questo Diego me l'ha ripetuto diverse volte, no? Quindi a mio giudizio è questo, che in Italia si rincorre sempre una scelta fatta da altri, perché poi la politica si è adeguata a quello che hanno scelto gli altri. Quando qualcuno che ha visto il business economico ha deciso che questo giocattolo poteva far fare soldi, ed ecco, si è messo in piedi. Addirittura lo Stato ha dato degli incentivi, cioè uno Stato prima di normare una cosa dà degli incentivi per acquistare questi mezzi, mettendo a rischio delle persone che poi lo utilizzeranno, perché le norme vengono fatte per tutelare la sicurezza delle persone e quindi... Ce n'è una ancora più bella, ed è interessante. Io quando vedo queste cose, da una parte all'inizio ero un po'... ecco, hanno trovato il modo di fregare, perché nelle mie ricerche sono andato a cercare un po' quello che stanno facendo, organizzando le flotte, quindi penso alle 3-4 aziende italiane, aziende che forniscono in Italia, scusate, non aziende italiane, aziende che forniscono ai comuni italiani questi mezzi elettrici, che devono per forza adeguarsi alle normative, quindi assicurazione, targhino, e fare in modo che la persona che utilizza il mezzo abbia il casco, abbia tutto. Hanno fatto, e non faccio pubblicità, non ha bisogno di me sicuramente, Ducati ha fatto una cosa interessante. Hai presente, e io l'ho paragonata subito a un oggetto che si usa in casa. Hai presente, Arturo, una volta ti davano i bicchieri, quelli che normalmente sono alti 1 centimetro, poi tu li apri, li spacchetti, no? E diventa un bicchiere normale, però è il famoso bicchiere da taschino, che tu puoi ricomporre velocemente, perché ha dimensioni diverse da una parte all'altra e si compone. Poi hanno fatto le insalatiere, hanno fatto di tutto su questo tipo di tecnologia. Oggi hanno fatto anche i caschi, quindi quando non lo usi lo puoi impacchettare, diventa che si può mettere in uno zainetto, e normalmente invece lo spacchetti e te lo metti in testa come un casco normale. Attenzione, chi dovesse fare questa scelta, comprate solo caschi omologati, perché quando ci si mette o si ha l'obbligo di mettere un casco in testa, lo si fa perché si vuole preservare quello che c'è all'interno in caso di utilizzo, in caso di incidente. Arturo, che ne pensi? Sì, sarebbe un'invenzione, cioè lo scopro adesso che esiste questa roba qua, ma è chiaro che sarebbe una cosa pratica e funzionale, come ad esempio obbligare
e dotare i monopattini di un contenitore per il casco. Quindi tu noleggi il monopattino e noleggi anche il casco. E con la stessa chiave ti sblocca un cassettino dove c'è il casco. Ovviamente sarebbero soggetti poi a furti, lo sappiamo benissimo come funziona poi in Italia, si andrebbe a vandalizzare per portare via il casco, ma quello del casco richiudibile come i bicchieri sarebbe un'ottima idea, come sarebbe appunto l'idea di obbligatoriamente la più dotare ufficiale, i monopattini di bauletto, quindi per me sarebbe un'ottima idea. ma è carina perché la più ufficiale ovviamente è Ducati, che ha fatto ovviamente una ricerca stilistica e ha messo sul mercato questo casco. Ovvio che funzionando verrà stracopiato soprattutto da chi la fa in barba alle normative, alle certificazioni, alle norme di legge, alle norme europee. Quindi mi raccomando, prima controllate che quello che andate a comprare costa 70, 80 euro, 50 euro, dipende, abbia la possibilità e soprattutto la sicurezza garantita e i test fatti per preservare quello che c'è all'interno di questo casco, quindi la vostra testa. Ingegnere, cosa ne pensa di questa idea carina, ragazzi, curiosa? Purtroppo siamo alla fine. Voi adesso daremo più spazio per spiegare, perché vedo che entriamo nel tema proprio preciso, dove ci saranno, quanto costa, come prenderli e che garanzie ci sono. Quindi siamo in chiusura, ringrazio tutti voi per aderire, per partecipare, ma dobbiamo dare lo spazio perché la nostra ora è terminata, ragazzi. Ci sentiamo sabato prossimo a voi, ragazzi, va bene? Va benissimo, buona giornata a tutti gli ascoltatori, un abbraccione a voi e un saluto e un ringraziamento particolare alla radio. Grazie. Io auguro una buona festa e un buon 2 giugno a tutti i radioascoltatori. Alla prossima. Tante belle cose. Allora, grande ponte per tutti, mi raccomando, buon weekend lungo e ci sentiamo settimana prossima. Questo è un bel argomento interessante da sviluppare. A te, Luigi. Gli argomenti sono interessanti, però voi siete all'altezza di risolverli e ne parlate talmente tanto che non basta il tempo. Allora facciamo in modo di fare un tema alla volta e così risolviamo un tema, risolviamo poi tutto il resto. Grazie comunque. Io adesso ringrazio Natalia della Radio Libertà e ricordo che noi, per essere collegati e informati, dovremmo essere avvisati con il 328 0715 232. Ci trovate a None in via Volvera 3 il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Il nostro motto comunque è: meglio perdere un attimo per la vita, visto che si viaggia in macchina, che perdere la vita per un attimo. A voi tutti un buon bacione, un abbraccio e grazie a Radio Libertà. A voi studio, grazie.